Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Passa al contrattacco con la famiglia della bambina morta di difterite a Palermo. Accertare l'operato i medici che fecero una prima diagnosi sbagliata. La Regione invita le ASP a misure straordinarie per vaccinare i bimbi in tempi rapidi. L'infettivologo Bassetti rinviare l'apertura delle scuole. Il giallo della morte di Noemi a riposto. Dopo la scoperta del cadavere, il compagno andò al bar del fratello prima di tornare nell'abitazione. Caro carburanti, arriva il conto dell'estate, un pieno costa il 21% in più, benzina e gasolio sopra i 2 euro al litro. Esplode la barca al largo di Marsala, naufrago soccorso con un elicottero della Guardia di Finanza nel cuore della notte. Tutto il mondo celebra il cane, in Italia 2 famiglie su 3 vivono con un amico a 4 zampe, molti lo portano anche in vacanza. Dietro le quinte di Notre-Dame de Paris, l'opera moderna più famosa al mondo ritorna al Teatro di Verdura di Palermo con un debutto da tutto esaurito. Calcio, il mio compito è fare gol. Si presenta così ai tifosi rossazzurri Massimo Coda, l'attaccante punta a entrare presto in forma sul mercato ufficiale Torrasi. Calciomercato, primo allenamento con la maglia del Palermo per Perin, domenica per il portiere l'esordio contro l'Arezzo. Bentrovati, in apertura il caso della bimba morta a Palermo di difteriti, diagnosi sbagliata sulla piccola Anna Rosa. La famiglia della bambina passa al contrattacco e chiede di accertare eventuali responsabilità dei medici degli ospedali che l'hanno avuta in cura. Intanto a Palermo i centri vaccinali continuano ad essere presi d'assalto. Marco Gullà. Dopo la morte della piccola Anna Rosa Bartolotta è ormai scontro aperto sulle responsabilità. I genitori della bambina non vaccinata e morta per difterite puntano il dito contro i medici dei 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Diagnosi sbagliata, ribadisce anche l'avvocato della famiglia ai nostri microfoni. La prima diagnosi è stata quella di tonsillite con stati febbrili, quindi è stata somministrata la cura in questo senso. Quindi c'è stato un primo accesso il 13 agosto, dopo qualche ora la bambina è stata dimessa e la madre è stata invitata a ritornare in ospedale qualora la situazione fosse peggiorata. Il 15 agosto, tuttavia la signora il 13 agosto aveva già informato i medici che la bimba non risultava avere il vaccino. Il cuginetto di Anna Rosa, anche lui positivo alla difterite ma vaccinato, sarà dimesso a breve dall'ospedale dei bambini. Sta bene. Nei centri vaccinali intanto continua la corsa al vaccino, anche oggi prenotazioni esaurite e tanta gente in attesa. Rispetto all'anno scorso vaccinazioni cresciute del 70%. Quello che è successo alla bambina, ovviamente chi non aveva fatto il vaccino probabilmente si è subito messo all'opera per prenotarsi, ecco. C'è molta paura, tant'è che secondo me c'è molta più folla, però che dire, io ho sempre rispettato le date, le vaccinazioni, mi dispiace che prima ci deve essere il precedente, prima di attivarsi un po' tutti. L'ultimo ritornerà quando avrà 5 anni. Okay. Lei ha paura, signora, per quello che è successo? Io seguo le istruzioni dei medici, bisogna vaccinare i bambini. E a Sicilia 24 interviene il professore Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del Policlinico di Genova, che dice: oggi mandare a scuola i bambini in Sicilia non è sicuro. L'ha sentito Emanuela Corsi. Avere l'85% di copertura vaccinale nei confronti della difterite sono numeri di un paese del Centrafrica. Numeri da paese in via di sviluppo. L'infettivologo Matteo Bassetti interviene sul caso difterite scoppiato in Sicilia, dove la copertura vaccinale arriva all'85%, al di sotto della soglia che garantisce l'immunità di gregge. Oggi andare a scuola in Sicilia con queste coperture vaccinali non è sicuro. Non è sicuro per quei bambini che o non si possono vaccinare per problemi di salute o in cui la vaccinazione non funziona perché sono ad elevato rischio di epidemie. Alla vigilia del nuovo anno scolastico, il direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova lancia quindi la proposta di rinviare l'inizio delle lezioni, soprattutto nelle scuole primarie, per consentire alle autorità sanitarie la verifica delle coperture vaccinali. Avere dei bambini non vaccinati in una scuola è veramente rischiare di creare dei grossi focolai, quindi la mia, che naturalmente è una provocazione,
vuole riportare l'attenzione di tutti, che è stata in qualche modo forse non adeguatamente considerata sul tema delle vaccinazioni e sul tema della scuola. Sul tema dei vaccini poi Bassetti richiama la politica e le istituzioni. Oggi sento il ministro Valditara che parla di mettere l'obbligo di insegnare l'italiano ai genitori stranieri, ma dovrebbe forse far rispettare una legge che già c'è in Italia, che è l'obbligo vaccinale per chi va a scuola. Ampliare l'offerta vaccinale e intensificare i controlli per individuare efficacemente chi si sottrae all'obbligo previsto per legge. L'assessore regionale della salute Marcello Caruso e il dirigente generale del DASO Giacomo Scalzo hanno inviato a tutte le ASP siciliane, alle organizzazioni sindacali dei pediatri di libera scelta e agli ordini provinciali dei medici una circolare con alcune misure straordinarie di recupero vaccinale della popolazione infantile tra 0 e 6 anni. È necessario, afferma l'assessore, prima della ripresa delle attività scolastiche, imprimere un'accelerazione alle vaccinazioni, ampliando le possibilità per mettersi in regola, sensibilizzando la popolazione, contattando personalmente chi è in ritardo, collaborando con tutte le autorità competenti. La priorità è la sicurezza dei nostri bambini. Venerdì prossimo, intanto, 28 agosto, si insedierà la task force regionale per fare un primo punto sul monitoraggio avviato. E ha riposto il giallo sulla morte di Noemi, trovata impiccata e con la casa in fiamme. I carabinieri stanno vagliando la deposizione del fidanzato. L'autopsia servirà certamente per sciogliere i dubbi sul decesso. Giusy Lazzara. Non si è suicidata, lo continuano a dire i genitori di Noemi Pellizzeri, la donna trovata impiccata nella sua casa in fiamme a riposto. I carabinieri stanno sentendo il fidanzato e vagliando la sua versione di quello che è accaduto il 23 agosto. L'uomo ha raccontato agli investigatori di essere andato in casa della donna trovandola morta e invece di chiamare subito il 112 è andato nel bar del fratello della vittima raccontando ciò che aveva visto e poi insieme sono tornati nella casa, trovando vigili del fuoco intervenuti per l'incendio. Circostanza tutta da verificare. Intanto sarà l'autopsia eseguita nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Catania a sciogliere i dubbi sulla morte di Noemi. Si attende anche l'esito dei test tossicologici e istologici per rilevare la presenza di sostanze tossiche o traumi e lesioni. E si fa strada anche la pista che l'incendio sia doloso ed appiccato quando Noemi era agonizzante. È stata trovata infatti con i piedi che sfioravano il pavimento. Le fiamme sarebbero partite dall'area dell'ingresso, lontana dalla camera da letto dove la giovane è stata trovata impiccata. Gli investigatori, che mantengono il massimo riserbo, non escludono alcuna pista, compresa quella del femminicidio. Caro carburanti, questa estate gli italiani hanno speso il 21% in più per fare il pieno rispetto all'anno scorso, costi che gravano sui bilanci delle famiglie e il turismo che potrebbero tradursi anche nel rialzo del carrello della spesa. Sentiamo Veronica Barbarino. Secondo una stima di Confesercenti, tra luglio e agosto gli italiani hanno speso 1,8 miliardi di euro in più per fare il pieno rispetto agli stessi mesi del 2025, con un aumento del 21% della spesa per il rifornimento. In pratica, per un pieno da 50 litri, rispetto a un anno fa, servono circa 14 euro in più per un'auto a benzina e oltre 20 euro in più per una a diesel. Un aggravio che pesa sui bilanci delle famiglie, soprattutto in Sicilia, dove la dipendenza dall'auto privata resta elevata. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'isola il prezzo medio regionale dei carburanti si attesta oggi a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,15 euro per il gasolio. L'aumento dei prezzi arriva infatti in una regione nella quale il costo della mobilità è già condizionato dall'insularità, dalla carenza dei collegamenti alternativi alla strada e dalla necessità per i cittadini, lavoratori e turisti di utilizzare l'automobile per gran parte degli spostamenti. La nostra è un'isola dove il trasporto pubblico non sempre rappresenta una reale alternativa all'automobile. E c'è anche un effetto cascata. Il rincaro del gasolio infatti aumenta i costi dell'autotrasporto e della distribuzione delle merci, costi che potrebbero tradursi nel rialzo del carrello della spesa. La proroga del taglio delle accise quindi può offrire un sollievo immediato, ma per gli automobilisti e le famiglie la vera risposta resta un intervento più strutturato e duraturo.
La Guardia di Finanza ha soccorso un quarantenne finito in mare nel canale di Sicilia dopo che la sua barca era andata completamente distrutta da un incendio. L'imbarcazione in fiamme è stata individuata a oltre 25 miglia nautiche da Marsala. Mentre si avvicinavano, i finanzieri hanno assistito a un'esplosione che ha ridotto la barca a un relitto fumante. Nel buio totale tra le onde è stato avvistato il naufrago, privo di qualsiasi mezzo di galleggiamento e in evidente difficoltà, che è stato recuperato con un elicottero. Era visibilmente debilitato, ustionato e in stato di shock. Ha riferito di essere l'unico a bordo della barca. Le indagini adesso sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al museo. Gli inquirenti stanno verificando il racconto di uno dei custodi in servizio la notte di Ferragosto, segnato da diverse contraddizioni. E adesso sentiamo Ilaria Mangano. Ormai è certo, dietro il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al museo a Cascina c'era un basista. Non convince gli inquirenti il racconto di uno dei 4 custodi in servizio la notte di Ferragosto. Troppe le falle nella ricostruzione dei tempi, troppe le divergenze rispetto alle versioni degli altri colleghi. La sua posizione è al vaglio della magistratura, anche se non trova conferma l'iscrizione nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero. Gli investigatori vogliono capire se la squadra di turno fosse composta soltanto da incompetenti oppure se qualcuno abbia spianato la strada ai malviventi. Durante l'audizione, infatti, un impiegato ha ammesso di aver spento l'allarme credendo che si trattasse di un falso contatto. Che la banda abbia colpito a colpo sicuro appare ormai certo. I 2 ladri sono entrati da un accesso laterale sfruttando la confusione legata alla processione della vara. Ma l'ispezione disposta dalla regione siciliana parla chiaro. Gli allarmi funzionavano, a tradire sono stati i protocolli di sicurezza. Mentre il Dipartimento dei Beni Culturali valuta i procedimenti disciplinari nei confronti dei custodi già trasferiti in altre sedi, la polizia stringe il cerchio. Sono al vaglio i filmati dei giorni precedenti per individuare eventuali sopralluoghi e i tracciati delle celle telefoniche. Esclusa la pista mafiosa, si fa strada un'unica certezza. Visto la totale non commerciabilità delle opere, probabilmente si è trattato di un furto su commissione. E dato le telecamere di videosorveglianza confermano che erano tutti e 4 presenti i custodi al momento del furto, smentendo dunque le voci che erano circolate sulla possibilità che uno di loro si fosse allontanato per assistere alla festa della vara. Adesso una breve pausa, a tra poco. Sul caro carburante è arrivata la notizia che il governo ha prorogato sino al 5 settembre il taglio delle accise dei 17 centesimi. Ma passiamo adesso al mondo che oggi celebra il cane. In Italia 2 famiglie su 3 vivono con un amico a 4 zampe. Molti lo portano con sé anche in vacanza. Per questo è stata creata una piattaforma che permette di organizzare il viaggio nel migliore dei modi. Sentiamo Francesco Aloi. Senti, che mi fai un doggy bag per il mio cane? 2 cannelloni, saltimbocca e metteci pure 2 palle dei profiteroles. Profiterol al cane. Bulldoghino francese, era finatissimo. Dal film alla realtà, c'è chi al proprio cane non fa mancare davvero nulla. L'amico a 4 zampe è celebrato in tutto il mondo con una giornata a lui dedicata. Ogni cosa è influenzata dal cane, dalla vita di tutti i giorni alla vacanza. C'è anche una piattaforma tutta italiana, si chiama Bauking ed è pensata per chi decide di viaggiare con il proprio animale domestico. In Italia lo fanno quasi 4 milioni di famiglie. Ma mai dimenticare che non si ha a che fare con un peluche. 2 famiglie su 3 hanno un cane in casa. Questo è importante perché è aumentata la sensibilità, è una scelta che si fa con consapevolezza, con tanta responsabilità. Ma i cani vanno educati perché una buona gestione di un cane fa vivere meglio. Sarete capaci di formattare il disco rigido di quegli imbranati dei vostri padroni? Il cane più amato dagli italiani è il meticcio, ma sul podio ci sono anche il barboncino e il bassotto. A volte hanno anche un profilo social, come Lillo, il cagnolino di Diletta Leotta, che lei definisce 100% stallone italiano. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo.
Adesso a Palermo, nel backstage di Notre Dame de Paris, il musical di Riccardo Cocciante è tornato al Teatro Verdura, dove resterà fino al 6 settembre. Emanuela Corsi. La cattedrale di Notre Dame, le sue antichissime statue gotiche, i costumi di scena. Siamo a Palermo nel backstage di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna più famosa al mondo che ritorna al Teatro di Verdura con un debutto da tutto esaurito e un interminabile standing ovation finale. Il ritorno in Sicilia del musical, firmato da Riccardo Cocciante e scritto da Pasquale Panella, non è soltanto un evento teatrale, ma una vera e propria celebrazione. Sono passati quasi 25 anni dal debutto dell'opera e il pubblico palermitano ha risposto con lo stesso entusiasmo della prima volta. A vestire i panni di Quasimodo, il gobbo di Notre Dame è sempre Jody Tonno. Siamo molto felici, insomma, personalmente io frequento Palermo, lo dico da tanto tempo, ormai da più di 20 anni. E Laida Dani è invece la zingara Esmeralda, per la prima volta in scena a Palermo. Sono emozionata, devo dire la verità. Ogni tanto cambia la scena mia preferita, può essere Zingara perché è il primo momento in cui mi confronto col pubblico ed è sempre emozionante, può essere Vivere per amare. Zingara, qui nessuno sa niente di me. Zingara. Nel cast compaiono anche Vittorio Matteucci nei panni di Frollo, il nobile alchimista solitario che si innamora follemente di Esmeralda, mentre Gianmarco Schiaretti interpreta Gringoire, il poeta di strada che fa da filo conduttore per l'intera trama. Questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia. L'opera, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, resterà in scena nel capoluogo siciliano fino al 6 settembre. Su mura e vetrate, la scrittura è architettura. Una giornata dedicata all'amicizia, alla solidarietà e al ricordo di Bruno Arena, padre, uomo, atleta ed imprenditore catanese molto conosciuto, a cui un terribile incidente ha spezzato la vita, ma proprio quel dolore terribile della famiglia, degli amici, ha deciso di trasformarsi in energia in un'associazione, BR1 Happiness for Children, che ieri pomeriggio a Via Grande nel catanese ha organizzato anche per quest'anno una giornata intensa con diversi appuntamenti, incontri, intrattenimento per i più piccoli, spettacoli musicali e di danza, il momento della preghiera e infine la presentazione dei nuovi progetti dell'associazione. Adesso una pausa e poi il calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania ha presentato il nuovo attaccante Massimo Coda. Sul mercato è ufficiale l'arrivo di Torrasi. Marco Carli. Mister 150 gol o quasi in Serie B si presenta. Massimo Coda è la punta di diamante del nuovo Catania, 18 gol con la Cremonese nel 2024, capocannoniere per 2 stagioni fra il 2020 e il 2022, 3 promozioni in A, arriva quasi a 38 anni e lui affronta subito il tema. Tanti dicono è vecchio, ormai è finito così, però non c'è smentita migliore che darla sul campo, quindi questa cosa qui mi carica insieme al fatto di essere in questa piazza. Indosserà la maglia numero 9, attende di definire con Longo se partire per Monopoli o no e dice che lavorerà per entrare in forma il prima possibile. D'altro canto sa che gli viene chiesta soprattutto una cosa. Devo fare quello che so far bene, il presidente dice, e il direttore la devo buttare dentro e è la cosa principale. Avrà anche un ruolo nello spogliatoio per esperienza e qualità, oltre che nel trascinare i più giovani. Parla di Catania, i tifosi sono stufi, dice dobbiamo fare la svelta per provare a vincere. E a proposito del campionato commenta. In casa comunque dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile e penso che questa è stata l'ultima sconfitta, vedremo. Però so che ci sono delle trasferte molto insidiose che vai a giocare su campi veramente difficili, quindi sarà quella la difficoltà, rimanere sempre concentrati, pareggiare l'aggressività degli altri, perché sicuramente per stare qui a Catania significa che hai qualità superiori. Annunciato anche che gli abbonati entreranno con un ingresso unico a €2 per la partita di Coppa con il Savoia di mercoledì prossimo. Sul mercato, ufficiale l'arrivo di Torrasi, confermata la durata del contratto, 2 anni fino al giugno 2028. Perin saluta la Juventus e approda a Palermo. Il portiere firma un contratto triennale con i rosa. Marco Gullà.
È ufficiale, il portiere Mattia Perin è rosanero. Il Palermo questa mattina ha comunicato di aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore. Perin si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Un portiere d'esperienze che rappresenta un grande colpo di mercato per il Palermo. Perin ha accettato la destinazione rosanero dopo che la Juventus ha puntato su Vicario. L'estremo difensore, nel corso dell'amichevole in Australia ad agosto tra Juventus e Palermo, aveva proprio difeso la porta bianconera contro quelli che da oggi saranno i suoi nuovi compagni. Perin esordirà domenica nel match che il Palermo giocherà ad Arezzo alle ore 19. Mercato del rosanero che però non è ancora del tutto chiuso. Osti vorrebbe regalare a Pippo Inzaghi un altro rinforzo in attacco, un'alternativa a Poyampalo. Si raffredda però la pista che porta a Christian Spendi del Cesena. Resta viva invece la soluzione Gabrielloni del Como. In uscita Brunori è ormai virtualmente un nuovo calciatore dell'Ascoli. Sul mercato ancora Giassi e Duaron, ma per entrambi non sono arrivate offerte importanti. Con la valigia in mano anche Blen. Su di lui c'è un timido interesse del Cesena. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.